cosa mi pigliare? Vuole, cosa vuole? La carne rossa l'ha presa? La carne rossa non la vuole, la carne rossa c'è chiara la pressione. Passiamo ai formaggi, meglio formaggi. Formaggi? Ma abbiamo dei formaggi, abbiamo dei formaggi. Formaggi, cosa vuole di formaggi, cosa vuole? Mi dà della ricotta. Ricotta salata? Salata? Non lo so, Ci disse salata? Che ne so? Ma lei lo sa com'è fatta la ricotta salata? Com'è fatta? La ricotta salata com'è fatta? Col sale! No, che c'entra? Va bene col sale. Col sale non c'è? Sì, però poi la mettono a stagionare in un posto pieno di germi. Pieno di che a germi, lei sì. gli viene sicuro l'infarto a 50 anni. A 50 anni mi viene l'infarto. No, fresca. Non mi stai sentendo buono, sai? Io veramente mi sto cominciando. Scusi, ricotta fresca. Ricotta fresca. Meglio. Pecora. Di pecora non se ne deve parlare. Di pecora non andiamo a parlare, di pecora no. Pecora niente. Etta pesante, di pecora etta pesante, vero? Pecora no. Allora facciamo mucca, vacca. Facciamo mucca. Di mucca? Ricotta di mucca. Vabbè, facciamo ricotta di mucca. Duetti. Però scusi, senta, la mucca. Che cosa mangia la mucca? Che non lo so, cosa mangia la vacca? La vacca, che cosa mangia? La vacca, che cosa mangia? La vacca cosa mangia? La vacca? No, mia moglie mangia di tutto, non lo so. Che c'entra sua moglie? Mi scusi. Parlavate di vacche, io parlo per mia moglie, non tutte le vacche del mondo. Ma che cosa stai dicendo? Non mi stai sentendo buono, mi stai sentendo come se mi sta venendo l'animale, la mucca. La mucca, la mucca. Non va bene, perché la mucca ormai mangia il mangime chimico. Mangia il A mangime lei a chimico. 40 anni gli viene l'infarto. Ah, a lei sta cosa. Signorina, a me non mi viene niente. La vuole o non la vuole questa ricotta? Non mi fido. Non si fida della ricotta. Non la vuole. Che cosa vuole mangiare? Io non lo so. È che ormai non si può mangiare più niente, non si può mangiare. Forse è rimasto solo il pesce. Forse soltanto il pesce. Ha detto pesce? Sì. Abbiamo un'insalatina di polipo, La vuole? Un'insalata di polipo. Insalata di polipo. Non mi sbattissi in dorazzo, la È prego. sicura vuole il polipo? L'insalata di... Il polipo? Il polipo è buono, il polipo è buono. Vuole il polipo, signorina? Guardi, è un polipo bello, grosso, fresco, tagliato. Del pesce ci possiamo fidare. Fatta insalata, prende il polipo. Vada per il polipo. Senta, il polipo. Che cosa mangia il polipo? Non lo so, che cosa mangia? Cosa mangia il polipo? Il polipo cosa mangia? Il polipo cosa mangia? Non lo so, la rosa mangia tutto, tranne la pasta e la Che c'entra la rosa? La rosa? La rosa che c'entra? Che c'entra la rosa? Col polipo? Ma perché mi viene in testa la rosa? Io non lo so. No. Ha detto il polipo. Il polipo non lo so che cosa mangia. Cosa mangia? Il polipo? Io la bocca non ce l'ho vista mai a polipo. Il polipo non mangia niente. Se il mare non è pulito, se il mare è inquinato. Il mare è inquinato, A te a 40 e a lui a 50 gli viene l'infarto a tutte e due. Scusa, a lei a 30 anni che ci viene? Niente, magari appendicite. Signorina, qua non ci viene niente a nessuno. Lei Ho deciso. Che cosa ha deciso? Me ne vado al fruttivendolo. E se ne vada per Se ne cortesia. vado al fruttivendolo. Ci ha fatto perdere, ha visto, ha capito che gente. Ma lei è un Che santo, lei. gente inutile, A me gente- mi viene i ticchi, mi viene la mia. Gente incredibile. Queste vanno andare all'ospedale veramente. vanno Queste ti esaurire. portano a ricovero. Ma un po' di comprensione. L'80% è così. L'80% è così. Tu sai da metà è 80%. Molto di più della metà. Ma meno male che ogni tanto c'è qualche cliente gentilissimo. Combattere col pubblico è difficile. Non si ci fa. Non si ci fa. L'esaurimento nervoso. Ma meno male che meno male che il 20% è come lei. Gentilissimo. Ma cosa da faccia? Mi dia il polipo, no, polipo che cosa mangia? Mi dia... Lasciamo perdere questo capitolo, non lo prendiamo. Non lo prendiamo più. Scangialliamola. Gentilissimo. Grazie. Che desidera? Che le do? Di buonissimo che le do? Una pinnola a po' dolore di testa, per cortesia. Come? Una pinnola a po' dolore di testa. Che c'entra la pillola? Mi deve dare per favore una pinnola a dolore di testa che sto impazzendo. Io? Sì, come la vuole dare? No, su cuccia, cancellei solo, mi dà una pillola a po' dolore di testa. Mi faccia che io le devo dare una pillola a lei. Me ne vuole dare due, me ne lascia due. Io direi che una me la piglio subito e una me la piglio più tardi. Io le do due pillole, una se la piglia ora e una se la piglia più tardi. Non so, vi piglio tutte e 2 ore, magari che mi fugo, casco in terra per morto, lo faccio per lei, me le dia. Ma io le devo dare 2 pillole a lei. Che me ne vuole dare scatola? Ci pare che sono un pinnolo dipendente io. Senta, qua siamo in salumeria, io ho prosciutti, salami, mortadelle. No, mortadella a po' dolore di testa? Ma no, E allora mi resta una pinnola, non a po' dolore di testa. non ne ho pillole io qua, mi scusi. Ma nave. Ma certo che non ne ho. E se facessi buttare, no? Io mi faccio portare Se la pillola. facessi buttare, i uddanassi, il telefono e fai uddanare. E che ora chiamo Zappalà e mi faccio portare la pillola da Zappalà. Ma che c'è da Zappalà? Zappalà vende ricotta, formaggio, latte. Appunto. No, ma lei sta dando i numeri, lei mi dare una pillola a po' dolore di testa mia. Senta, io pillola non gliela posso dare io qua a lei la pillola. Ma perché non me la può dare, scusi? Vada più avanti. Scusi, lei quando
ha mal di testa, che cosa si prende? Una pillola. Bravo, me la dia. Ma non ce l'ho la pillola. Senta, qua vicino c'è una farmacia, lei ci va e si fa dare la pillola. Non mi posso muovere, la faccio buttare il capo, cosa c'è? Allora faccio portare la farmacia qua. Ne mettiamo avanti la porta, aspettiamo che passa, che dobbiamo fare? Ma che sta dicendo? Non lo so, c'ho un mal di testa. Lei mi deve dire una cosa, lei vuole qualcosa? Se vuole qualcosa Sì, me lo dica, altrimenti se ne va, perché io qua pillole non ne ho. Ma questo è un ricatto, scusa. Non è un ricatto. Qua c'è l'aria condizionale, mi sto trovando benissimo. Lei se sta ricatto devo ordinare qualche cosa. A parte che io voglio la pillola, lei la pillola me la vuole dare. Lei qua non può venire per altrimenti mi butta fuori. Lei non può venire qua per l'aria condizionata. O si compra qualcosa oppure se ne va. E la pillola non me la vuole dare. Non ce n'ho pillola. Perché non è fornito. Non ne ho. Ma che c'entra? È una salumeria questa. Allora, cosa desidera? Mi resta una lampadina e 40. Che cosa? Mi resta una lampadina e 40. Una lampadina? Senta. Guarda che non lavi. Mi resta una lampadina di 40 candele. No, Attacco minchiono, di quella piccola. Che cosa? L'attacco minchiono di una lampadina di 40. Lampadine, qua siamo in salumeria, come glielo devo dire? La lampadina non ce l'ha? C'ho formaggi, caciotte, salami. A lei quando si fuma una baciù, piglia una caciotta e ci mette una caciotta e ci mette. Ci metto la lampadina. E me resta la lampadina, no? Ma se non ne ho lampadina. Ma lei sa niente lei, scusi. Nessuno della sua famiglia sa lampadine. Io non ne ho lampadine, qua siamo all'insalumeria. Ma come glielo devo dire? Scusi. Che gli ho? La lampadina di mia nonna gli do. Sua nonna viene a lampadine? Fa l'elettricista, sua nonna fa l'elettricista? Chi? Sua nonna fa l'elettricista? Ma che sta dicendo? Fa la stagnina, fa. Mi resta il numero di telefono che mi gioca l'elettricista. Siccome io ho un gotto ciccone, ho avuto un coppo ciccone a casa e sono al buio. Mi resta il numero di telefono a sua nonna che fa l'elettricista. Non ne ho donne che fanno l'elettricista, io scherzo. Fa stagnina. Ho detto c'è lo scaldabagno Caspanne. Ho detto una battuta, come glielo che devo mestiere dire? fa sua nonna? Mia nonna non mi interessa a me del lavoro. Ma c'è qualcuno che sa che mestiere fa sua nonna? Che non sapeva mai. Senta, la smetta. Stiamo parlando di lavoro. Non mi interessa del lavoro. Parranno con lei, ma anche a me mi interessa, me ne stai fottendo. Ma come? Io di 41 euro Camerun ci robo. Ma dove? No, signor La Rosa. Veramente? Senta, per cortesia, non mi faccia perdere tempo. Avanti, mi resta sta lampadina che me ne vado. Non ne vendo lampadine. Sono al buio, ora sta facendo scuro, per cortesia. Senta, non ne vendo lampadine, le dico. Ma manco una pinnola. Guardi, o si prende qualche cosa oppure chiama i carabinieri. Mi fa portare la pinnola di chi? Da carabinieri? Da carabinieri? Mi fa portare la pinnola? Gli faccio portare la pillola dei carabinieri. Mi fa portare la lampadina dei carabinieri? La faccio arrestare. Allora ora vuole che resto. Ora mi fa arrestare. Prima vuole che me ne andavo, ora vuole che resto. No, lei si deve decidere, io non stai capendo. Arrestare? Lei mi pare un po' condanno. Ma lei è un pazzo, scusa. Io sono un pazzo. Ma lei mi porta al ricovero. Lei ma io me ne vado, ma io con lei non resisto. Lei così mi fa impazzire. Io me ne vado all'ospedale, me ne vado. Per pigliare la pillola? Sì, la pillola a lei. Ma porta la lampadina d'ospedale? Per cortesia, la smetta. Ma venga qua, ma senta, si facesse parlare. Senta, scusi. Il signor Enrico Guarneri Litterio, insieme con Pamela Toscano e Vincenzo Volo. Applauso per loro, che anche in questa occasione ci hanno regalato risate e grande divertimento. Lei si va a mettere... Non c'è la pinnola, scusi. Lo so, però lei sbaglia, fa sempre degli errori. Secondo me lei ha piacere ad andarsi a cacciare in un cul-de-sac. In un cul-de-sac? Lei ha piacere, quasi gioia, ad andarsi a cacciare in un cul-de-sac. A chi stai inutile che c'è No, ormai voi avete questo destino stasera. Che cos'è il cul-de-sac? Vabbè, glielo spiego dopo. Pamela Toscano, Vincenzo Volo e il signor Litterio, Enrico Guarneri.